Di giorno feste nei campi, ma la sera anche feste nei palazzi. Tante possibilità, tante occasioni di Rita Venezia per ridere il carnevale da protagonisti, non per vederlo, ma anche per vestirli, come faccio io. Sotto il sole tra le calli sfilano le maschere, ma la sera si va nei palazzi, dove si possono sfoggiare le maschere più belle in un contesto scenografico tra luci, performance, colori, come accade al Casinò di Venezia, dai violini alle acrobazie. Uno spettacolo dal genio di Antonia Sauter. Mai come quest'anno la maschera permette una libera espressione di se stessi. Cerca il tuo segno, cerca le tue origini e questo abbiamo visto tantissima creatività. Da chi si veste, diciamo, con i vestiti tradizionali, ma chi effettivamente oggi si è presentato in città, è girato per la città con la propria naturalezza e questo è un bel segno, è un momento dopo il Covid che ci voleva. E lo sa bene il direttore artistico che per il 2023 ha scelto di comunicare proprio questo messaggio, dando per primo l'esempio di che cosa significhi la ricerca del proprio segno, del proprio io, l'espressione di se stessi. Siamo entrati nel vivo ormai, qui vi aspettiamo tutti perché non c'è tempo da perdere, veloci. Arrivate a Carnevale che dobbiamo darci da fare. E che dire, siamo al più grande carnevale del mondo.